Ciao da Nicoletta e intrusione durante il lavoro, difatti mi fa no, non la faccio la pillolina con te, invece l'ho abbraccato, il mio caro amico Antimino. E sto facendo una cosa bellissima perché il 10 di dicembre ha un bel vernissage, giusto? Una mostra. Che messaggio vogliamo dare alle persone che ci ascoltano? Non guardarmi così, che messaggio gli diamo? Allora, Antimo in realtà è un antiquario e da sempre alle mani d'oro sa fare di tutto. Si sa che in questo periodo l'antiquariato è forse un po' in crash e quindi ha saputo reinventarsi. Adesso vi faccio vedere solo alcune opere, poi vi faccio vedere un'altra pillolina altre, visto che... Perché il cuore? Dici come mai hai avuto l'idea del cuore? Il cuore appunto perché è un simbolo, come tutti gli altri simboli. Nei miei quadri uso spesso il gioco con i simboli. E cosa vuol dire per te il cuore? La passione. Che messaggio vogliamo dare a loro? Appassionatevi a quello che fate. E come si fa? Come si fa? Cercando nel profondo quello che ognuno ha. E come si fa a cercare nel profondo? Come si fa? Cioè, bella domanda questa. Dai che scandaliamo un pochino. Come si fa a cercare nel profondo? Tu come ti è venuta questa idea? È difficile da tirar fuori. Dai che ci piace capire la storia di vita vissuta di un artista. È quello che c'è dentro, appunto, passione, sentimenti, amore. Ti è venuto la sera l'idea, cioè non so come... No, vabbè, l'idea è frutto dopo di un percorso e quello è diverso, però perché dopo decidi di metterla in atto, quello è perché viene scandagliato da una forza, appunto, in giro ci stanno poche cose veramente belle, che tu ti alzi la mattina, lo guardi e dici che bello, ho voglia di vivere oggi. Ah, quindi il tuo messaggio è voglio creare qualcosa che dica, lo guardo, che bello. Lo guardi al mattino e dici, finalmente qualcosa di bello. Allora il messaggio di oggi, vedi che è nato così, è questo: circondati delle cose belle, abbi quella sacralità, quella capacità di guardare le cose belle, perché circondati di ciò che ti fa stare bene, perché una cosa bella ti fa sorridere durante il giorno. A volte siamo molto generosi con gli altri e poco generosi con noi stessi. Impariamo a esserlo anche con noi, perché se stiamo bene noi, di conseguenza possiamo stare meglio anche gli altri. E buona passione a tutti. Ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!